Salvare Palazzo Thiene dalle parole, e tante ne sono state spese, ai fatti. Noi di Rete Veneta stiamo facendo la nostra parte, raccogliendo il favore della gente, l'interessamento delle associazioni culturali e anche quello delle istituzioni. Ringrazio Rete Veneta per tenere vivo il problema. Servizi, interviste che hanno mantenuto vivo l'interesse e che portano oggi ancora di più anche il primo cittadino di Vicenza, Achille Variati, a lavorare in favore della trasformazione di Palazzo Thiene in sede museale statale. Vicenza chiama Montebelluna, dove anche lì il primo cittadino vorrebbe salvare una sede storica di Veneto Banca, ed ecco che l'unione fa la forza e dopo tante parole qualche fatto potrebbe concretizzarsi. Noi dobbiamo andare a Roma presso una società che si chiama SGA, ed è questa società che, diretta da un ministeriale, avrà la necessità di definire le regole della liquidazione. Il piano d'azione è semplice anche se non di facile attuazione. Cercherò di dimostrare, assieme a coloro che mi daranno una mano, che sfilare Palazzo Thiene dalla liquidazione vuol dire non portar via un euro ai vecchi azionisti. Questo perché, spiega sempre Variati, il palazzo di per sé ha un tale valore storico e contiene opere d'arte tali che sono inalienabili, oltre che non trasportabili in un altro luogo, quindi è giocoforza. Paradossalmente quel palazzo non ha alcun valore commerciale, capisce? Perché nessuno lo comprerebbe per gestire un museo, e quindi è bene sfilarlo dalla liquidazione e poi portarlo a godimento collettivo. Il ragionamento non fa una piega e noi non possiamo non confidare che l'iniziativa romana vada a buon fine.